piacere essere qui. Oggi voglio fare un esperimento particolare, voglio provare a fare una partita a Chess 960, ovvero Fischer Random. È un esperimento davvero molto interessante, questa è una variante del gioco degli scacchi, in cui le regole sono esattamente uguali, ma i pezzi partono in posizioni diverse. Qual è l'interesse di questo gioco? L'interesse di questo gioco è che si annulla totalmente il valore della teoria. Annullare il valore della teoria dà esiti davvero imprevedibili, perché per esempio il giocatore professionista che studia tantissime varianti si trova a dover giocare con la propria testa fin dall'inizio. Proviamo a vedere questa posizione. Abbiamo il bianco. Ok, giochiamo contro un giocatore con poco punteggio. A questo punto dobbiamo cercare di dare un senso alla nostra posizione. E ok, non so neanche bene come si arrocchi. Suppongo che forse l'arrocco corto si fa portando il re qui, l'arrocco lungo si gioca normale. Ok, vediamo cosa fare. Questa posizione dobbiamo dare un senso. Io credo che abbiamo l'alfiere in H1, potrebbe avere senso sviluppare l'alfiere in fianchetto. Il nero gioca la stessa cosa. A questo punto penso che potrebbe avere senso giocare F4. Sto cercando di raggiungere una posizione normale. Voglio provare ad occupare il centro. Voglio magari sviluppare il cavallo. Ok, il nero ha giocato cavallo B6. Cosa fare a questo punto? Io credo che non sarebbe male provare a sviluppare il nostro cavallo. Sviluppiamo il cavallo in F3 dietro al pedone F. Ora gli esiti sono davvero incerti, che non so bene a dove porterà tutto questo. Ok, il nostro avversario ha giocato cavallo D5. A questo punto giochiamo D3. Vogliamo aprire la posizione di questo alfiere, che potrebbe svilupparsi da qualche parte. Potremmo giocare E4. Vedete che, sì, in questo caso il giocatore che ha accettato la nostra sfida è un giocatore con meno punti elo, però non so bene cosa stia succedendo e non ho il controllo della situazione perché è una posizione del tutto analoga e questo gioco potrebbe essere il futuro degli scacchi. A questo punto gioco alfiere G2. Perché? Perché voglio evitare che metta la donna in H3. Potrei eventualmente catturare la sua donna. Ok, ha sviluppato l'alfiere in C6. Ora proviamo a spingere il pedone in E4. Ecco, ora la posizione è più o meno normale. A questo punto ho diversi pedoni centrali, maggiore controllo del centro. Ecco, l'avversario ha giocato E5, che è un pedone che penso si potrebbe catturare, non a scapito di incorrere in alcuni rischi. Penso che catturarlo non sia male, quindi perché se lo catturiamo poi potremmo eventualmente anche attivare il nostro alfiere, il cavallo si potrebbe attivare. Sì, D per, F per. Questa continuazione non dovrebbe essere cattiva, dovrebbe essere abbastanza interessante. Ora si potrebbe portare in gioco questo, si potrebbe catturare il pedone, ma ho paura di rappresaglie, magari potrebbe succedere qualcosa, quindi magari proviamo ad attivare gli ultimi pezzi che non sono in gioco, alfiere B4. Ecco, ora ho attivato l'alfiere che attacca la torre, voglio attivare il cavallo, ora giochiamo cavallo B3 e stiamo giocando in una posizione quasi normale, l'unico problema è il re. Vorrei cercare di... Ok, potrei anche portare la donna in gioco, potrei provare a portare la donna in G5 in H6, che il nostro avversario ha giocato cavallo G4, a questo punto io vorrei proprio arroccare. Voglio fare un esperimento, voglio vedere se posso arroccare mettendo il re in G1. Si potrà o no? Scopriamo se le regole ce lo permettono. Sì, re G1. Ok, l'arrocco si può fare come se fosse un arrocco a scacchi. A questo punto la posizione è abbastanza sensata e dovremmo aver raggiunto una posizione scacchistica dove stiamo meglio. Perché stiamo meglio in questa posizione? Ma dovremmo stare meglio perché il suo re è al centro. Il suo re è abbastanza debole qua. Non è possibile arroccare perché la torre è già stata mossa. Ok, in ogni caso cerchiamo di essere pronti a rispondere al controgioco avversario. Ora penso che siamo forti lungo la colonna F. Non è male incrementare la pressione lungo tale colonna.
potrebbe essere molto utile giocare cavallo G5. Perché cavallo G5? Perché cavallo G5 aprirebbe la colonna e c'è da dire che su cavallo G5 lui potrebbe giocare F6, su F6 non vedo una continuazione, però il suo re potrebbe occupare una diagonale cattiva e quindi vi stavo dicendo giochiamo cavallo G5, lui gioca F6, noi diamo scacco in F7, il re va in D7, il re è su questa diagonale e potrebbe essere preso di mira. Quindi l'idea potrebbe non essere male, cavallo G5. Il cavallo si attiva, il cavallo vuole attaccare questo punto e sono in attesa della risposta F6. A questo punto questa posizione è ancora abbastanza caotica, ok, il nostro avversario ha giocato F6, a questo punto cavallo F7. È vero che questo cavallo è solo nel campo avversario, potrebbe essere intrappolato, ma il suo re per ora è una posizione assai cattiva e potrebbe essere vittima di attacchi molto potenti. Quindi adesso giochiamo alfiere H3. Ora ci sono problemi lungo questa diagonale, su questa diagonale c'è il cavallo, c'è il re, c'è la donna, sono potenziali inchiodature infilate. A questo punto penso che l'avversario dovrà provare a giocare H5 difendendo il cavallo. H5 penso che sia una mossa molto logica. E ora bisogna pensare cosa si può fare in questa posizione. Questo è un grande dilemma. Ovviamente non so ancora bene cosa fare perché sto pensando che dare scacco in C5 potrebbe essere interessante, ma il suo re va in E7 perché l'alfiere smetterebbe di controllare questa diagonale. Quindi giochiamo una mossa un po' fastidiosa e giochiamo, perché sembra una piccola acrobazia, giochiamo cavallo H6. Perché cavallo H6? Perché voglio intensificare la pressione contro il punto in G4, lui lo cattura, noi ricatturiamo con la donna in H6, sembra che la donna sia in presa, ma il cavallo in realtà è inchiodato. Quindi adesso la donna è attivata, abbiamo cambiato il suo alfiere, stiamo minacciando questo pedone, la donna vuole entrare anche in settima e ora potremmo creare un attacco davvero pericoloso. Questo alfiere sta limitando la mobilità del re nemico. La donna vuole entrare in settima. Il cavallo può saltare a dare degli scacchi. Questi pedoni crollano. Ok, a questo punto, dopo aver giocato re di 8, diciamo che io potrei provare a continuare l'attacco giocando mosse come cavallo C5, però gli esiti potrebbero essere spiacevoli perché poi la donna rimane in presa. Quindi, prima di iniziare a piangere, è meglio spostare la donna. Spostiamo la donna, così ora non la perdiamo più e l'attacco continua. Ora abbiamo un vantaggio di materiale. Ecco, diciamo che la partita è stata portata su binari scacchistici. Questa semplicemente sembra una posizione scacchistica superiore. Ok, adesso il nostro avversario ha giocato alfiere di 7 e penso che in questo momento si possa pensare ad un sacrificio. Occhio, è vero che il materiale è qualcosa che mi piace, è un credo che non voglio tradire, però in questa posizione diciamo che se c'è un compenso molto importante si può sacrificare. E qua, per esempio, giochiamo torre per F6 sacrificando la qualità, però se catturasse la qualità la donna penetra in F6 attaccando il re, ecco, e qua il re non ha caselle perché queste caselle sono occupate dai suoi pezzi, dopo torre E7, donna per E7. A questo punto abbiamo dato scacco matto e sì, la posizione è diventata una posizione scacchistica, siamo riusciti ad attaccarlo. Le difficoltà sono soprattutto quando siamo alle prime mosse. Proviamo a questo punto a provare a lanciare un'altra sfida. Hanno accettato la nostra sfida, giocatore con 1700 di elo. Ho messo elo casuale, però per ora nessun giocatore con elo più alto ha accettato la sfida, ma non c'è nessun problema perché comunque questo appunto non è, questo gioco non, ha gli stessi movimenti degli scacchi, ma non ha molto a che vedere con gli scacchi e in più, ok, ora giochiamo alfiere G7 di nuovo, non ha molto a che vedere con gli scacchi, come dicevo, ok, il nostro avversario è arroccato, per ora lo arrocchiamo, se giochiamo simmetrico non potremmo sbagliare.
E ripeto, qua il vantaggio della teoria non esiste. Il nostro avversario ha giocato di 4, che era la stessa idea che avevo io. Quindi ora giochiamo anche noi di 5. Ora potremmo poi giocare C6, creare una struttura di pedoni solida, qualcosa che abbia un che di familiare con una posizione scacchistica normale. Ok, C6 penso che sia normale. Ora c'è il cavallo in H8, cui vorrei trovare un senso, ma ok, trovare un senso a questo cavallo non è un'impresa da poco. Che a questo punto giochiamo di per e 4. Ora, sì, diciamo che non avere il vantaggio della teoria senza dubbio, che è il vantaggio o lo svantaggio della teoria, dipende dal punto di vista, è una cosa un poco spiacevole, però vediamo cosa possiamo fare. Ok, questo alfiere, oddio, questo alfiere penso che sia forte in F5, lui potrebbe sviluppare il suo alfiere in G5, ora mi stavo dimenticando di questo pedone, effettivamente, effettivamente non vedo una ragione per tradire il credo del materiale, quindi prendiamo il pedone, poi magari, magari ce ne pentiremo, ma credo che in caso di sconfitta è comunque meglio morire con lo stomaco pieno. Quindi, ok, per ora abbiamo un pedone in più e il compenso è ancora da dimostrare. Poi, ovviamente, certo, senza dubbio poi lui potrà dimostrarlo di avere compenso, però per ora sono contento con il pedone in più. Ora, questo cavallo mi lascia sempre perplessità, non so bene come risolverlo, ma anche lui probabilmente non sa bene dove sviluppare il suo. Dobbiamo sviluppare ancora questi pezzi, iniziamo da questo alfiere. Giochiamo, che io volevo giocare alfiere G4, perché di solito va bene chiudere da alfiere, però sto notando che poi potrebbe dare un senso al suo cavallo giocando così. Quindi non sono sicuro che sia il modo migliore di proseguire in questa posizione. Forse giocare cavallo di 7 potrebbe essere più avveduto. Un'idea di cavallo di 7 potrebbe essere mettere il cavallo in F6 e semplificare la posizione in cui appunto ci troviamo in vantaggio di materiale. Ok, il nostro avversario ha giocato alfiere H3 e di nuovo sono felice di cambiare dei pezzi perché, ripeto, con del materiale in più se ci avviciniamo al finale di pedoni dovremmo essere favoriti. Poi ovviamente anche il finale di pedoni. Ecco, diciamo che perché semplificare? Semplificare, ho detto in uno dei primi video che semplificare è una cosa molto utile quando si ha più materiale perché diciamo, il vantaggio di materiale risalta di più. Che è un'altra ragione per cui va bene semplificare che con meno pezzi sulla scacchiera è più difficile fare errori e lasciarne un'impresa. Diciamo che l'errore è sempre in agguato, ma a questo punto più pezzi scompaiono, più il gioco dovrebbe essere più facile. C'è ancora il cavallo in H8 che è uno spettatore inerme alla lotta, ma almeno è in buona compagnia, no? Perché anche il cavallo in H1. Diciamo che se questi cavalli fossero in caselle normali, la posizione avrebbe già un senso. Ora devo trovare un senso a questo cavallo e non so, probabilmente tutta la partita consisterà nel provare a trovarlo. Ora ok, dobbiamo attivare i pet, potremmo provare ad attivare la donna, potremmo provare a lottare per la colonna D, penso che lottare per la colonna D non sia male. Quindi giochiamo torre di 8, perché ora se vuole mantenere la colonna dovrà effettuare un cambio, che come dicevo dovrebbe favorirci. Poi non so bene, è che questo cavallo è molto triste, questo cavallo vuole entrare in gioco e c'è il pedone in F7 che lo blocca, forse dovremmo provare ad avanzare il pedone F, cosa che però indevolirebbe il re, quindi ci sono vari pro e contro. Ecco, di solito quando si gioca a scacchi non siamo abituati ad avere problemi con questo cavallo, anche perché non si capisce bene in una partita di scacchi come questo cavallo avrebbe potuto finire qui, da dove può andare in H8. Ok, ha giocato cavallo per, ora potremmo prendere di pedone, ma ovviamente non ha senso perché doppieremo la nostra struttura e poi soprattutto sarà più difficile muovere il pedone F6 per lasciare un varco al nostro cavallo che è addormentato in H8. Ok, ora prendiamo l'alfiere, ora devo cercare in ogni modo di portare questo cavallo in gioco. Se questo cavallo entra in gioco, siamo a cavallo.
Se il cavallo non entra in gioco stiamo male, ok. Ok, torre per d8, donna per d8, almeno abbiamo la colonna, ma ora, nonostante il pedone in più, mi fa paura il fatto che lui potrebbe giocare F3, F3 e cavallo F2, che la freccia è fatta male. Ok, ora, mentre sto pensando al cavallo, mi sto dimenticando di cose altrettanto importanti come il materiale, perché ovviamente non bisogna avere non abbiamo la minima intenzione di restituire il prezioso pedone in più, quindi giochiamo una mossa come A6 per mantenerlo. Poi magari l'alfiere avrebbe potuto rimanere intrappolato se avesse catturato questo pedone, però è abbastanza complicato pensarci, è più semplice mantenere il pedone in più. Ora l'avversario ha giocato F4 per giocare cavallo F2, ecco, e ora potremmo iniziare ad avere delle perplessità, soprattutto se il suo cavallo esce e il nostro no. Ora, come far uscire questo cavallo? Questo è un problema davvero cui non riesco a dare una soluzione. Problema a cui non riesco a dare una soluzione, forse il cavallo potrebbe attivarsi qua, potrebbe andare in E4 e di fatto si rischia di avere sulla carta un pezzo in meno. E non è una cosa spiacevole, perché a cosa mi serve avere un pedone in più se, come dicevo, non posso usare uno dei miei cavalli? Quindi dobbiamo cercare adesso di attivare i pezzi. Penso che bisogna tornare indietro con l'alfiere per spingere il pedone F e fare la stessa cosa. Ora il tempo inizia a scarseggiare, però penso che in questa posizione abbiamo delle ottime chance. Si potrebbe centralizzare la donna, giocare il 6, ma questo cavallo è un mal di testa. Ok, ora lui ha attivato il cavallo per primo. Ok, la cosa è abbastanza spiacevole, no? Perché questo cavallo potrebbe ambire a questa casella, potrebbe ambire ad andare in D3, da dove creerebbe non pochi problemi. Potremmo giocare F6, ma poi l'alfiere sarebbe molto triste, quindi magari potrebbe essere meglio giocare F5. F5 sta restringendo il cavallo nemico. Ora pian piano dovremmo portare il cavallo in gioco e risolvere appunto uno dei problemi della nostra posizione. Davvero affascinante questo gioco perché ci sono delle geometrie, appunto come appunto il cavallo in H8, che non ci sono negli scacchi tradizionali ed è affascinante provare a risolvere questi nuovi problemi. E si può vedere che per esempio non posso usare magari il vantaggio dato da una migliore conoscenza dell'apertura per provare a, per provare a stare meglio dalle prime mosse. Ok, a questo punto l'avversario ha giocato donna di 3, se cambio le donne penso che lui voglia attivare il cavallo, d'altro canto semplificare uno dei miei obiettivi, però se semplifico poi il cavallo ambisce a questa casella, ma che non si possono tradire questi principi come la semplificazione, quindi semplifichiamo e poi il cavallo può tornare in gioco. Su cavallo C5 posso giocare cavallo D6 difendendo il pedone in B7, che l'avversario ha giocato questa mossa che è molto astuta, e a questo punto diciamo che le idee iniziano a scarseggiare. Però potremmo provare ad anticipare le idee del bianco. Possiamo giocare cavallo di 6, lui vorrà attivare questo pedone, ma attaccare questo pedone, ma noi possiamo giocare cavallo C4 a nostra volta, attaccando, creando pressione contro B2 e contro B6. Ovviamente non possiamo catturare B2 con il cavallo in D3, ma se sposta il cavallo, per esempio nella casa in C5, il pedone in B2 rimarrebbe indifeso. Ok, abbiamo un minuto, ma poco alla volta la posizione dovrebbe migliorare. Ok, vediamo. Ok, ora se giochiamo re F7 per portare il re al centro, un concetto estremamente importante, l'avversario giocherebbe alfiere C7 attaccando il difensore del pedone in B7. Quindi penso che la cosa migliore da fare qua sia giocare la stessa cosa che vuole fare lui, ovvero pagarlo con la stessa moneta. E ora il pedone in B2 è sotto attacco. Il pedone B2 è sotto attacco. E qualora gioca alfiere di 8 cattureremo in B2, poi in C3. E ok, la cosa dovrebbe essere abbastanza promettente. Ok, adesso chi cattura per primo cattura per ultimo. Quindi cavallo per B2, lui cattura in B7. Ora catturiamo anche, potremmo catturare il pedone in C3, ma poi però potrebbe seguire cavallo di 8 e potrei non avere difese per il pedone
per il pedone in C6, però... Ok, ora il tempo anche inizia a scarseggiare, quindi diciamo che la cosa è sempre meno piacevole. Ok, questo pedone lo dobbiamo prendere. Cosa si può fare? Ora cavallo di 8, continuando a giocare bene. A questo punto giochiamo cavallo a 4. Ora il nostro avversario catturerà in C6 e giocheremo e proveremo a centralizzare il re. Re F7, centralizzare il re nei finali di solito è sempre qualcosa di molto utile. Ok, ora questo pedone è sotto attacco, penso che sia molto utile mantenerlo perché appunto non mi piace dare il materiale. Ok, ora giochiamo re e6, ora vogliamo giocare re di 7 o re di 5, ma re di 5 no, magari. Ok, alfiere di 4 sembra una mossa estremamente interessante. Giochiamo ops, no, questa no. Giochiamo alfiere di 2 per mantenere la difesa di A5. Ora vorremmo giocare re di 5 per attaccare entrambi i pezzi del bianco. Re di 5 no, perché lascia tiro in presa. Giochiamo re di 7. Ora sembra andare tutto bene, il cavallo dovrebbe allontanarsi dall'attacco contro questo pedone. Ok, a questo punto giochiamo re C8. Ora mi aspetto cavallo C6, ma su cavallo C6 abbiamo E6. Ok, E6. E poi re B7 potrebbe essere un'idea. Re B7 o re D7, bisogna vedere un attimo. Comunque la posizione non è facile. Ora, ok, alfiere cavallo C5, ora potremmo giocare alfiere E3 scacco, che non sembra affatto una cattiva idea. E ora a questo punto semplificare penso che non sia affatto un'idea malvagia. E poi re B7, sì. E questa posizione dovrebbe avere il suo perché. Perché poi il nostro re si attiva. Ok, e una volta che attiveremo il re, se tutto va bene, il vantaggio di materiale dovrebbe, e dico sempre dovrebbe perché è sempre meglio usare il condizionale, il vantaggio di materiale dovrebbe farsi sentire. Noi a questo punto giochiamo re di 5, forse è una mossa un po' imprecisa, ma male non dovrebbe essere. A questo punto cavallo C5, abbiamo il re più attivo, abbiamo un pedone in più, giocheremo A4. Sì, la posizione dovrebbe essere buona, re C4. Il vantaggio dell'attività del re è estremamente importante in questo tipo di finale. Penso che G4, ma non credo che abbia minacce, perché ok, è solo un cambio di pedoni. Su G per sono pronto a ricatturare, magari con il pedone G, che se sarebbe bisognerebbe pensarci. Ok, a questo punto giochiamo A4, avvicinando il pedone a una potenziale promozione. Dico una potenziale promozione. Ok, G per F5, giochiamo e per mantenere la struttura intatta. Ok, A3, molto bene, molto male, non lo so. Ora il cavallo si potrebbe manovrare, no? Non ho paura del finale di pedoni perché appunto dovremmo vincerlo per un buon numero di tempi. Ok, a questo punto mettiamo il cavallo in D5 o in B5 anche, no? Potrebbe non essere male nemmeno in B5. Ora li potrà giocare alfiere B2, ma attiveremo il re ancora di più. Ok, su alfiere B2 e re B3 avremo comunque catturato il pedone. Ora catturiamo il pedone e torniamo indietro. Ora abbiamo un altro pedone, abbiamo un pedone in più e diciamo che tale vantaggio materiale potrebbe essere molto utile. A questo punto, allora, potremmo provare a sfruttare questo pedone, anche se non so esattamente come, oppure potremmo provare a darlo per vincere sull'altra ala. Diciamo che preferisco optare per un approccio più conservatore e mantenere il pedone. Giocheremo poi re b4, re a4. Poi proveremo a fare delle manovre con il cavallo. Ok, perché avevo detto re a4. Ok, re a4, sì, perché mi aspettavo già lo scacco per il pedone indifeso. Ora voglio prendere spazio. Ok, così no. Quindi adesso proveremo ad andare in C7, poi in D5 ed eventualmente in B4. Ok, a questo punto dobbiamo ripetere una volta. E ora non so se c'è il rischio della terza ripetizione, quindi per evitare il rischio della terza ripetizione potrebbe essere interessante muovere un pedone, oppure potremmo anche, ok, muoviamo un pedone,
per evitare appunto il rischio di ripetere la terza volta, che è una cosa che mi sta un po' sfuggendo. E ora sono anche curioso di vedere cosa giocherà lui. Ok, a questo punto giochiamo re b4. Potrebbe essere molto interessante dare uno scacco in c3. Ok, a questo punto giochiamo re c3. Non ho paura che catturi in a3 perché il finale dovrebbe essere vinto. Sì, diciamo che... Ok, a questo punto giochiamo re c4. Ok, probabilmente il piano presumibilmente vincente potrebbe consistere nel lasciare il pedone al suo destino e provare a catturare 4 e vincere su quest'ala. Vediamo se va tutto bene. Ok, giochiamo re e4 per catturare il pedone F. Sì, diciamo che per ora tutto dovrebbe essere ok. A questo punto, ok, proviamo il pedone in A3, bisognerà lasciarlo prima. Poi potremmo anche giocare re F3 per iniziare ad attaccare il pedone H3 perché no, non abbiamo fretta. Ok, a questo punto re G4. Ora entrambi i pedoni sono deboli e a questo punto dovremmo vincerlo perché questo finale, perché lasceremo appunto il pedone in A3 ma cattureremo sia F4 sia H4, quindi poco a poco poi con questi 3 pedoni rimasti dovremmo prendere il sopravvento contro l'alfiere. Ora, ok, alfiere G5 che è una delle caselle migliori. A questo punto lasciamo, ahimè, il pedone A3 al suo destino e iniziamo a raccogliere i frutti di questa posizione. Cavallo E6, minacciando di catturare in F4, minacciando anche di catturare in G5 per semplificare in un finale di pedoni vinto. Una, una di queste alternative dovrebbe permetterci di vincere. Ora non so bene cosa giocherà. Ok, re b3 potremmo catturare in f4, ma penso che la semplificazione in un finale di pedoni sia più semplice. A questo punto catturiamo anche il pedone. Ora con 3 pedoni contro 0 penso che nulla più ci separi dalla vittoria. Ora tutti questi pedoni avanzano inesorabili e non si possono arrestare e possiamo già mettere la pre-move. Ok, qua abbiamo promosso a donna, a questo punto non so, promuovere un altro pedone non è male, ecco, e qua ha abbandonato e avrei potuto provare a vedere se fossi caduto nello stallo, però è abbastanza difficile dare stallo perché un modo per dare stallo è dare il matto della scaletta continuando a dare scacco, scacco, inseguendo il re con lo scacco, quindi controllando progressivamente ogni colonna. E quindi diciamo che probabilmente le resistenze del bianco avrebbero ceduto comunque. Va bene, oggi abbiamo provato a giocare Fisher Random. Abbiamo visto che è un gioco molto interessante e diciamo che qua ho sfidato giocatori di qualsiasi elo, eh, ma non hanno accettato giocatori con elo più alto o simile a quello dell'account. Ma è stata un'esperienza interessante. Abbiamo visto che comunque giocare a CES 960 annulla totalmente il vantaggio della preparazione di aperture, quindi annulla la differenza di forza tra un giocatore professionista e un appassionato. Potrebbe essere anche il futuro, uno dei nuovi sviluppi, uno dei nuovi trend dello sviluppo degli scacchi. È stato un piacere. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!